Vedo già Jacopo e il professore Francesco Marangon. Intanto mi presento, io sono Canciani Ambra, studentessa all'interno dell'Università di Udine, studio giurisprudenza e sono qua in questo momento nella mia veste di presidente del Consiglio degli Studenti. Sono veramente felice e onorata di essere qua in questo momento perché questo ciclo di incontri che parte oggi è frutto di un lavoro che si fa da molto tempo. Sono orgogliosa di dire, e il professor Francesco Marangon penso che lo sappia meglio di tutti, che è un incontro è un percorso che è iniziato in realtà da molto tempo, che è iniziato dagli studenti. E come Consiglio degli Studenti noi ci siamo fatti un pochino portavoce di questa sensibilità, diciamo. E poi in realtà dal Consiglio degli Studenti stesso è nata questa commissione, no? La Commissione Sostenibilità, di cui è portavoce, di cui è presidente Jacopo Simonella, che vedete online. E io sinceramente penso di non avere praticamente nessun merito in questo, nel senso io forse ho un pochino il merito di aver dato il là, ma in realtà la Commissione Sostenibilità e assieme l'Ateneo hanno fatto un pochino tutto da sole. Evidentemente questo è proprio frutto dell'esigenza in qualche modo che viviamo come studenti, come studentesse e della volontà di parlare di questi temi in un modo che non sia la chiacchiera da bar, come si suol dire, no? Ma che sia un modo un pochino più approfondito, un modo accademico, in un mondo in cui appunto si fa ricerca e quindi di riuscire a trattare questi temi con la serietà di cui c'è bisogno. Ecco. Quindi niente, io vi presento il professore Francesco Marangon, delegato del Rettore ovviamente per queste tematiche, e appunto Jacopo Simonella, di cui vi ho parlato, presidente della Commissione Sostenibilità. Allora, vi do un paio di minuti, iniziando dal professore Francesco Marangon, per dire sostanzialmente chi siete, visto che è la prima volta che ci incontriamo. Prego, professore, e benvenuto. Grazie Ambra, buonasera Jacopo e a tutte e a tutti che siete così gentili da voler ascoltare stasera che cosa avremmo così in mente di raccontarvi tutti assieme. Io sono Francesco Marangon, sono docente all'Università di Udine ormai da 30 anni passati, quindi io sono la parte formale della serata, con tanto di giacca e cravatta, tanto per mettere in evidenza che potevo mettermi con la felpa Uniud, perché ce l'ho naturalmente, però no, in questo momento sono qui in veste di delegato del Rettore per il settore della sostenibilità, una delega che è tutt'altro che frequente a livello nazionale, anche se sta apparendo sempre di più negli atenei italiani, e che porto con onore e con anche la responsabilità che questo titolo mi attribuisce. Quindi lo faccio con piacere, aderisco a questo progetto con piacere, come anche accennerò dopo, a nome appunto dell'Ateneo. Vi porto il saluto del magnifico rettore che ho incontrato stamattina e che mi ha espresso gli apprezzamenti anche per questa iniziativa. Insegno presso il Polo Economico, Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche, e insegno economia ambientale in quel polo, economia ed estimo ambientale del polo di agraria. Quindi diciamo quello è il filone di cui mi occupo, ma per adesso credo che sia sufficiente così. Grazie infinite professore. Prego Jacopo. Sì, grazie, buonasera a tutti e a tutte. Io appunto sono Jacopo Simonella, il mio ruolo è di presiedere appunto questa commissione sostenibilità appunto della sua fondazione, quindi da dicembre 2019. È una commissione molto giovane, sia nel punto di vista dei componenti, sia dal punto di vista della sua fondazione, quindi da quando stiamo lavorando, che in realtà siamo partiti un po' dopo la sua fondazione, quindi con marzo siamo partiti a lavorare. Quindi è effettivamente una commissione molto giovane. Io sono studente appunto Uniud e studio scienze per l'ambiente e la natura. Il resto l'aveva già detto Ambra a grosse linee, quindi va bene così. Grazie. Grazie a te. Sì, come dicevo prima, in realtà io sono molto, molto, molto orgogliosa di questo progetto perché io penso, professore, mi dirà lei che se è il contrario, che sia la prima volta in Uniud in cui si riesce ad avere una collaborazione così stretta fra il mondo degli studenti, insomma la comunità è una,
però è la prima volta in cui si riescono a fare dei progetti in questo modo, con questo rigore fra studenti e Ateneo stesso, quindi io veramente sono felicissima di poterlo fare. Fra l'altro, questo lo anticipo, ma insomma io e Jacopo siamo in scadenza come mandato di rappresentanza, ma io spero che questo progetto, anche fra chi di voi ci segue, potrà continuare a prescindere dalle persone che compongano l'organo in questo momento, perché è un progetto importante ed è un progetto di cui si deve assolutamente parlare ed è bellissimo essere riusciti a costruire tutto questo. Inizio subito quindi con alcune domande. Insomma, la domanda principale è: come mai siamo qui stasera? Lo sappiamo, insomma, abbiamo avviato un ciclo di incontri che parlerà di sostenibilità, ma le persone che più possono parlare di questi temi siete ovviamente voi, professore, e Jacopo. E quindi vi chiedo, no, in una breve battuta, che cos'è la sostenibilità? Perché molto spesso se ne parla. Professore, lei ed io lo abbiamo fatto anche tempo fa nell'ambito di incontri Ardis. Ardis è l'agenzia regionale che si occupa del diritto allo studio, no? E ne avevamo iniziato a parlare e ci siamo accorti, penso anche lei, professore, che molto spesso questo tema sembra in qualche modo alla portata di tutti, sembra che tutti ne possano parlare, poi in realtà ci sono delle considerazioni che non sono affatto ovvie. E quindi la domanda che cos'è la sostenibilità forse non è una domanda così banale e forse lei potrebbe parlarcene un po' meglio, quindi prego a lei la parola. Dicevo, non solo la parola, ma da bravo docente passo anche a qualche slide. Va bene, le vedete? Sì che le vedete. Condivido con voi questa cosa qua. Veramente un paio, poi esco, entro a seconda delle esigenze di che cosa Ambra a sorpresa ci chiederà. Stamattina, è iniziata ieri, stamattina si è conclusa una 2 giorni che il Ministero, come si chiama adesso, della transizione ecologica, ha dedicato al tema della revisione della strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile. E in uno degli interventi, anzi di quello, a dire la verità, di ieri mattina, da parte del dottor Gianfranco Bologna, che ha coordinato un gruppo di lavoro in preparazione di questa iniziativa, a un certo punto lui in una sua slide, in un suo passaggio ha detto la bla 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 bla. Ha fatto questo gioco, non è suo, lo ha recuperato e lo recupero a mia volta io in questo momento per dirvi come il termine è diventato purtroppo anche un bla bla bla, cioè un parlare quasi a vuoto di un tema che invece ha contenuti molto pregnanti e rilevanti. Allora, alla domanda di Ambra Canciani io risponderei con alcune battute. Chi mi segue nei corsi, qualcuno che ci sta ascoltando probabilmente anche seguito il mio invito ripetuto che ho fatto nei 2 corsi che in questo momento sto tenendo, e quindi saluto le studentesse e gli studenti che mi seguono anche a lezione, quindi qualcosa magari sarà una ripetizione. Allora, innanzitutto rendiamoci conto da dove nasce l'idea. Una battuta, nasce dalla letteratura, dalla ricerca, dal mondo delle scienze legate alla natura, la letteratura scientifica che studia soprattutto le risorse, perché la questione della sostenibilità ha delle radici sostanzialmente nelle risorse cosiddette rinnovabili, cioè quelle che hanno una capacità di rigenerarsi dopo che come esseri umani, ma non solo, ne abbiamo fatto uso, le abbiamo prelevate. Il problema è che dobbiamo stare attenti quanto preleviamo di queste risorse. Allora, porsi il problema di non superare la soglia critica dello sfruttamento è un classico tema di sostenibilità. Questa è la radice, diciamo, natural scientifica dell'espressione. Si potrebbe poi parlare dell'altro tipo di risorse, quelle esauribili, non rinnovabili. Che termini di sostenibilità possiamo applicare in quel caso? Beh, innanzitutto possiamo trovarci di fronte a una esigenza di sfruttamento ottimale, oppure ancora meglio di sostituzione di quelle risorse che ci servono a qualcosa, ad esempio per produrre energia, con le risorse rinnovabili. Quando poi a questi temi abbiniamo una prospettiva di natura più globale, più ampia, di tipo sociale, allora entrano in gioco altre dimensioni che ci portano al concetto di sostenibilità, o meglio, di sviluppo sostenibile. La dimensione che allora in questo caso entra in gioco è quella dell'equità. L'equità sia intergenerazionale, cioè tra
diverse generazioni, pari opportunità tra successive generazioni ed equità intragenerazionali, cioè tra le persone, le donne e gli uomini che in questo momento vivono su questo pianeta. Allora, abbinare esigenze di natura ambientale a esigenze di equità e elementi di natura socio-economica ci porta a quella tappa fondamentale, e qui non dobbiamo dimenticarla, che è stato il 1987, quando la Commissione Mondiale sullo sviluppo e l'ambiente ci ha dato la famosa definizione attribuita a chi presiedeva quella commissione, l'allora primo ministro norvegese, signora Brundtland, che dice: per sviluppo sostenibile si intende quel tipo di sviluppo che soddisfa le esigenze delle generazioni attuali, noi, qui, adesso, in questo momento, senza però pregiudicare la possibilità delle generazioni future di soddisfare le proprie. Ma non basta, in questo rapporto, nelle successive evoluzioni del concetto, che vi ricordo quindi ha ben più di 30 anni, 35, la commissione della signora Brundtland inizia nell'83 a lavorare, no? Quindi sono tanti anni che si parla di questa cosa, però come l'ho definito anche proprio in un intervento del corso di base sullo sviluppo sostenibile, di cui eventualmente parlerò, dico è un fenomeno carsico, sparisce, riappare, sparisce. L'altra sottolineatura con cui concludo per la risposta a questa domanda, che spero di aver colto nella sua essenzialità, è questa. Sviluppo sostenibile e sostenibilità non significa, spero che questo sia ormai piuttosto acquisito, ma non ne sono così sicuro, per cui non è mai male ripeterselo, non solo sostenibilità ambientale, le radici sono quelle, ma lo sviluppo sostenibile amplifica il concetto a livello più generale. Contemporaneamente alla sostenibilità ambientale, alla capacità di gestire al meglio le risorse, di tutelare l'ambiente, la biodiversità, l'inquinamento, ridurlo e così via, c'è la sostenibilità sociale, di cui l'equità di prima credo fosse un ottimo esempio, giustizia sociale, inclusione sociale e tanti temi come questi, e poi pari equilibrio in una sorta di triangolo equilatero, la sostenibilità economica. Io sono un economista, volete che non la sottolinei, è altrettanto importante delle altre. Se volete, il basamento di tutto questo poi è il cosiddetto pilastro delle istituzioni, di cui eventualmente, siccome nel lancio di questo incontro c'erano vari elementi, varie domande, vediamo un po' se avrete piacere e voglia, andremo a rispondere anche alle altre, di cui adesso magari andremo a discutere assieme ad Ambra e Jacopo. Grazie infinito professore, penso che lei sia stato chiarissimo. Poi eventualmente dico a tutte le persone che ci stanno seguendo, non mi sono fatta vedere, ok, a tutte le persone che ci stanno seguendo, eventualmente fateci pure le domande, potete tranquillamente intervenire, magari lasciamo uno spazio anche alla fine per eventuali domande. Che cos'è il concetto di sostenibilità? Veramente ad ampio raggio, ce ne ha parlato il professore. Per cui in realtà chiedo a questo punto a Jacopo Simonella in che modo secondo lui possiamo intervenire come comunità studentesca, nel senso io stessa e la commissione anche ce lo confermerà proprio Jacopo, inizialmente ci siamo chiesti, ok, la sostenibilità è questo, e noi all'interno dell'università, del mondo accademico, che cosa possiamo effettivamente fare? Quali sono le cose che abbiamo la forza e gli strumenti per poter fare e che cosa no? E poi appunto in una definizione così ampia, perché come diceva lei, professore, la sostenibilità abbraccia diversi ambiti, no? Potenzialmente si può fare quasi tutto. Quindi chiedo a te, Jacopo, che cosa sta facendo in questo momento la Commissione Sostenibilità? Quali sono in questo momento gli obiettivi che la Commissione si è posta e quali eventualmente sono gli obiettivi che si potrebbero porre in futuro? Prego. Sì, chiaramente bisogna partire con una piccolissima premessa. La Commissione Sostenibilità da sola non può andare da nessuna parte. Chiaramente c'è bisogno di una cooperazione tra sia la Commissione Sostenibilità che il gruppo di lavoro sostenibile che è coordinato dal professor Marangon, per cui noi ci interfacciamo direttamente con chi lavora già all'interno dell'università per portare avanti queste tematiche così importanti. Per il momento noi siamo suddivisi in 8 gruppi di lavoro, chiaramente con riferimento sia all'Agenda 2030 che
al gruppo di lavoro sostenibile, e principalmente stiamo lavorando su 3 fronti, perché non tutti i fronti sono attualmente praticabili. Il fronte più attivo chiaramente è il gruppo cibo, per cui ci saranno anche dei prossimi incontri in cui potremo approfondire le tematiche che stiamo trattando, però sicuramente l'elemento più rilevante è il discorso mense, quindi poter far capire cos'è la sostenibilità non solo a livello teorico, ma portando un esempio pratico in mensa e rendendo disponibile nel luogo in cui si può andare ad intervenire, quindi in cui si va ad agire, portare un esempio pratico, un esempio a cui far riferimento e quindi da cui poter cominciare a portare delle iniziative propositive. E chiaramente un altro tema particolarmente attivo, che però adesso purtroppo è in stand-by per i problemi che sono noti a tutti, è il tema dell'energia, in cui stiamo cercando di andare a migliorare quelli che sono gli aspetti legati al riscaldamento, quindi evitando tutti quei problemi che sono legati all'attivazione non voluta o comunque non regolata del riscaldamento, quindi andando ad installare per esempio un dispositivo per cui sarà possibile controllare il riscaldamento legato solo alle esigenze effettive e non ad orari che chiaramente possono e spesso non sono compatibili con la reale necessità. E sicuramente poi l'ultimo tema che è particolarmente importante è legato al tema spazi, quello che è legato al gruppo di lavoro spazi, per cui siamo riusciti a rilanciare un'associazione studentesca che era nata nel 2018, poi il progetto era stato un po' perso, che è appunto l'associazione universitaria Orti d'Ateneo, per cui è possibile coltivare nell'azienda agraria dell'università dei lotti in cui poter anche sperimentare l'agricoltura urbana, e quindi poter fare degli esempi pratici di quello che si vuole fare e non solamente lasciando tutto a livello teorico, ma facendo capire che non è così complicato tornare alle, tra virgolette, radici. Poi chiaramente ci sarebbero altri temi per cui non siamo ancora riusciti a interagire in maniera efficace dovuto appunto alle restrizioni. Quindi mi fermerei qua con l'iniziativa attualmente in corso. Grazie mille Jacopo. Quindi abbiamo capito sostanzialmente che dal lato studenti abbiamo appunto questa commissione che fa parte del Consiglio degli studenti, che a sua volta è suddivisa in dei gruppi di lavoro che si occupano di tematiche specifiche, no? E chiaramente siamo in un momento di pandemia ed è per tutti difficile riuscire a lavorare, però anche un pochino da esterna, insomma, o semi-interna, ecco, posso dire che onestamente il lavoro che sta facendo questa commissione è veramente grande, quindi non vedo l'ora di riuscire a vedere i prossimi frutti. Abbiamo capito quindi com'è suddivisa la tematica a livello studentesco, però professore, io vorrei chiederle, a livello proprio organizzativo, se vogliamo, no? Come si occupa, cioè di come si occupa della sostenibilità il nostro Ateneo? So che è una domanda difficile. No, è una domanda molto bella e non vedo l'ora di poter rispondere, perché uno degli elementi che mi hanno fatto aderire, come sanno i due amici con cui sto interagendo in questo incontro, ed è bene che lo sappiano anche tutti coloro i quali ci ascoltano, l'elemento che mi ha fatto aderire con entusiasmo a questa proposta è che anche c'è questo momento in cui possiamo, come ha appena fatto Jacopo, raccontarvi alcune cose che non so quanto siamo riusciti a far capire alla comunità innanzitutto dell'Università di Udine in cui siamo inseriti. Allora, ancora una volta, figurarsi se non mi diverto a fare le cose in questo modo, adotto delle slide. Allora, Ambra, questo è un modo con cui do una risposta. Io do una risposta alla domanda, se ho lo spazio per farlo, su due livelli. Innanzitutto lanciando questa sigla. Questa sigla probabilmente a diverse che ci stanno ascoltando può voler dire qualcosa, potrebbe essere, non so se è così, è la terminazione dei siti internet
della Russia, potrebbe essere, non lo so, punto russo, non lo so, questa mi è venuta in mente in questo momento, non ho mai osato fare una battutaccia del genere. Invece questa è una sigla che è strettamente legata alle cose di cui stiamo parlando ed è, se uno non la conosce, la scopriamo adesso, ed è la rete dell'Università per lo Sviluppo Sostenibile. Perché cito questo? Perché voglio ricordare a tutte e a tutti che l'Università di Udine dal 2016 ha subito aderito a questo network di università italiane che mette assieme, oggi siamo in 79 atenei italiani, a ragionare attorno all'applicazione di che cosa? Dello sviluppo sostenibile, in particolare dell'Agenda 2030. Avrete notato alla base delle mie slide che ci sono quei quadratini colorati, per chi non li conoscesse ve li presento, sono gli amici obiettivi dello sviluppo sostenibile, sì che se li conoscete tutti benissimo, figurarsi. Sono i 17 obiettivi dell'Agenda 2030. La loro attuazione è un modo con cui le università italiane, tra cui l'Università di Udine, vogliono lavorare sul tema della sostenibilità. Noi abbiamo confermato l'adesione alla rete a luglio dell'anno scorso e io sono il referente per l'Università di Udine in questa rete. Ma quello che voglio anche ricordare, non è passato tanto tempo, meno di 2 anni, ma Udine, l'Università di Udine, nel 2019 era un periodo in cui ancora ci si incontrava di persona personalmente. Guardate, quello lì sarebbe un assembramento che verrebbe multato immediatamente in questo momento, ma invece quella foto che si vede lì è nel sito della CRUI, non dell'Università di Udine, è una foto fatta a Palazzo di Toppo Wasserman a maggio del 2019, quando abbiamo ospitato l'Università Italiana e molti altri ospiti, tra cui sicuramente Ambra c'era, sono sicuro, Ambra me lo conferma, c'era lei, vero? Glielo confermo. Adesso ho detto, mamma mia, magari faccio delle affermazioni. Sappiate che abbiamo pubblicato gli atti di quella 2 giorni a cura della Forum Editrice e lì è stato approvato il cosiddetto manifesto delle università, che si dice le università per la sostenibilità e la sostenibilità nelle università. Pensate che in quell'evento c'era un ministro in carica che poi si è dimesso, il ministro che lo ha sostituito, Manfredi, e c'era, perché era rettrice di Milano Bicocca all'epoca, anche l'attuale ministro, tutti e 3 ministri della ricerca dell'università, anzi, come si chiamano adesso. Quindi, diciamo, abbiamo ospitato queste cose. Ambra, se vuole, posso anche a questo punto scendere a casa nostra, così come ha fatto Jacopo. Ho lo spazio per farlo adesso? Allora, assolutamente sì. Siccome era una domanda, io gliela ripropongo. Professore, può parlarci di che cosa facciamo noi in Uniu? Sapevo che ho fatto lo spoiler della domanda, ma non si fa così. Fra l'altro dico a tutti quelli che ci stanno sentendo che in realtà io al professore non ho assolutamente detto alcuna domanda, perché da studentessa gli ho detto sarà un po' come un esame, quindi io le farò le domande in diretta, invece si è preparato benissimo. Non so, addirittura intuisce le domande. No, vabbè, ha fatto le slide. Sì, addirittura. Allora, il passaggio che accennavo adesso, ma sarò veloce perché è giusto che parliamo insieme, mi permette di ricordare a chi ci ascolta che nella homepage dell'Università di Udine, questa risale a qualche settimana fa, questa immagine che scorre nella homepage, vi ricordo che da non tantissimo, da diciamo tarda primavera estate dell'anno scorso, è apparso il tasto sostenibile che non c'era. Vuol dire che c'è un'area dell'università, che fra l'altro in collaborazione con soggetti del territorio, come nella foto che vedete, dà anche premi alle tesi di laurea dedicate alla sostenibilità, con la Fondazione Pittini. Ecco, cliccando su quel link sostenibile della homepage, voi entrate nell'area sostenibile dell'Uniud Sostenibile. Credo che questo è stato un risultato dopo, alcuni anni di gestazione, finché non siamo stati in grado, e qui ringrazio moltissimo Luca Cadez, il nostro collaboratore che ci dà una grossissima mano in queste iniziative, abbiamo creato quest'area. All'interno di quest'area c'è il click gruppo di lavoro che al pari della Commissione Sostenibilità, che arriva nella versione attuale del gruppo di lavoro più o meno quasi in contemporanea, no, Jacopo, a gennaio dell'anno scorso il Senato accademico ha istituito il gruppo di lavoro formato da docenti e da personale tecnico amministrativo che si occupa dell'applicazione della sostenibilità all'interno del nostro Ateneo. A questo punto solo ricordarvi che le 3 dimensioni sono anche per noi molto importanti. Parliamo di sostenibilità ambientale, Jacopo poco fa parlava di orti d'Ateneo, certo questo per noi è molto importante, oppure le questioni legate all'energia,
o altre cose. Concludo con 2 esempi, fra i vari che potrei estrarre da questa lista che ogni tanto uso raccontando cosa fa l'Università di Udine. 2 esempi. Il primo, vi ricordo che a fine 2019 sono stati installati gli erogatori d'acqua, 12 postazioni per l'erogazione d'acqua potabile. Qui devo dire la verità che il percorso è stato abbastanza autonomo, anch'io l'ho scoperto a cose realizzate, ma sono stato così contento di vederlo applicato concretamente nelle sedi dell'Università di Udine, perché è uno dei temi in cui proprio Ambra Canciani, in un gruppo di lavoro dell'Ardis, quindi fuori dall'università, aveva lavorato sul tema l'acqua come tema di sostenibilità, e nello stesso tempo, come Università di Udine, siamo arrivati a questo risultato che, finché eravamo in presenza, adesso da lunedì, come sapete, di nuovo siamo bloccati con le lezioni in presenza per quel poco che erano iniziate in queste settimane, ma quando siamo in presenza sappiamo che possiamo riempire le nostre borracce, ovviamente quelle Uniud sono le più belle, le più sostenibili, le più belli, colori, eccetera, va bene? Secondo esempio, e finisco con questo, per adesso, poi eventualmente vediamo, è il discorso che forse è meno noto perché non l'abbiamo ancora ben lanciato in maniera così capillare, ma sappiate che esiste un'esperienza che si chiama Portale, ma è anche un luogo fisico del riuso, dove materiali, attrezzature, beni che non sono più necessari all'Ateneo ma funzionano, sono utilizzabili, vengono messi gratuitamente a disposizione di scuole e organizzazioni no profit che si registrano sul portale del riuso. Sappiate che questo modello di economia circolare applicata, chiamiamola così, è così interessante che altri atenei della RUS ci hanno chiesto di poter aderire al nostro portale per farlo loro senza doverne creare uno nuovo e chiedendoci anche le soluzioni che abbiamo adottato. Ecco, 2 piccoli esempi accanto ad altri che mi piaceva in questa occasione raccontare a tutte e a tutti. Grazie infinite professore. Effettivamente, fra l'altro, la questione dell'acqua, insomma, delle fontanelle era una questione di cui da tanto si parlava. Io sono sicuramente contenta che sia accaduto nel mio mandato, ci ho messo sicuramente del mio, ma ci sono stati anche tanti altri studenti, docenti, rappresentanti prima di me che hanno calcato, ecco, su questo punto, e io onestamente sono contentissima che siamo riusciti a fare qualcosa e spero si riuscirà a fare ancora di più. So che la Commissione ci sta lavorando. Per quanto riguarda invece anche gli altri progetti, perché ecco, secondo me è una cosa molto interessante capire che cosa si fa in università, perché la comunicazione spesso è complicata, a maggior ragione in un momento di distanza sociale come questo, ovvero si pensa magari a tantissime cose, però effettivamente è quasi più facile farle che comunicarle, no? E quindi ogni tanto io penso che diversi studenti si chiedano appunto che cosa si fa in università. Io stessa, quando ho saputo del portale del riuso, che trovo un'idea veramente bellissima, ne sono rimasta esterrefatta, cioè ero contentissima, eppure non lo sapevo, per quanto io sia in Uniud da ormai 5 anni. E quindi io in realtà, professore, se non le dispiace, vorrei approfondire questo aspetto di cui lei ha parlato, cioè vorrei andare a capire esattamente di che cosa ci occupiamo in università, perché anche ad esempio, non lo so, banalmente, la raccolta differenziata che si fa nelle diverse sedi, magari ogni tanto viene data per scontata, no? O molto spesso capita di trovare rifiuti laddove non dovrebbero essere, eccetera. Io so che questo è un tema caro anche alla Commissione Sostenibilità, quindi ecco, vorrei un attimo parlarne. Mi viene ad esempio in mente anche la questione sull'energia elettrica, sul riscaldamento. Ecco, io sono di sede ai Tomadini, però ai Rizzi sappiamo molto bene che c'è un grosso problema per quanto riguarda il dispendio calorico, il dispendio di energia, no? Ecco, vorrei che ce ne parlaste un attimo, perché so benissimo che entrambi ci avete lavorato un sacco, quindi ecco, lascio a voi la parola. Non so se vuole iniziare lei, professore, e poi Jacopo. No, Jacopo, ci alterniamo, dai, Va bene. È timido, devo invitarlo io a fare, dai, su Jacopo.
Sì, allora, io partirei con il tema rifiuti. È stato pubblicato di recente un report in cui veniva evidenziato che appunto l'università era messa molto bene per quanto riguarda il tema rifiuti, aveva preso i punteggi praticamente massimi. Chiaramente c'è sempre da migliorare. Per esempio, la questione umido è una questione che è molto sentita. Noi abbiamo anche approfondito il tema con la referente, che è la dottoressa Gori, per cui ci ha detto che in passato sono state fatte delle ricerche per capire se effettivamente c'era questa necessità dell'umido, e da quello che è emerso è che effettivamente questa necessità non c'è, anche perché con uno studio approfondito con l'azienda che gestisce i rifiuti è stato dimostrato che comunque sono in grado di separare l'umido in un secondo momento rispetto alla raccolta indifferenziata. Quindi per quanto riguarda il discorso rifiuti, è un tema su cui siamo messi in realtà relativamente bene. Come commissione poi stiamo cercando di capire se ci sia la possibilità di raccogliere appunto anche dei RAEE per permettere anche di rendere l'università un luogo in cui non sia solo possibile gettare per esempio le cartucce della stampante o raccogliere le batterie, ma anche permettere agli studenti di non dover andare fino in discarica o all'isola ecologica per poter smaltire questi strumenti. In ballo anche un progetto in collaborazione anche col portale del riuso per capire se effettivamente sia possibile procedere alla raccolta di prodotti legati all'informatica, quindi penso a computer, a tablet che sono ancora funzionanti, che però non sono al momento più utilizzati da chi appunto li possiede, e per cui è possibile, stiamo cercando di capire se sia possibile immetterli nel portale del riciclo, nel portale del riuso, per vedere se effettivamente sia possibile dare una seconda vita a questi prodotti e questi oggetti che altrimenti sarebbero appunto destinati al mero riciclo. E questo per quanto riguarda il tema rifiuti. Lascerei rispondere il professor Marangon per quanto riguarda il tema energia. Sì, mi aggancerei, però approfitto anche per dare anche qualche mia considerazione attorno al tema dei rifiuti, perché è il classico. Tanto per dirvi, la rete dell'Università per lo Sviluppo Sostenibile, la RUS, lavora a sua volta per gruppi di lavoro e ogni Ateneo ha dei rappresentanti in questi gruppi di lavoro nazionali della RUS che sono su quali temi? I primissimi che sono partiti sono stati rifiuti, energia, mobilità, e cosa c'era ancora uno, ok, iniziale, proprio sono i classici, no? I classici. Allora, sui rifiuti, Ambra iniziava con una sottolineatura che io riprendo, perché è un tema di quelli, fra i vari, che mi bruciano, nel senso che non so bene come risolvere, ma anche se stiamo cercando strade nuove. Fra l'altro, grazie proprio a vostri giovani colleghi, colleghe che lavorano, tirocini, eccetera, la comunicazione. Cioè, certe volte già all'interno noi non sappiamo che stiamo facendo delle cose importanti, belle, e questa è una parte, diciamo, bene, scoprirlo poi è piacevole. Però la comunicazione deve essere anche sulle parti che non vanno, perché la comunicazione, se fatta bene, ci aiuta a capire cos'è che non va per poi aggiungere miglioramenti. I rifiuti sono una di queste cose. È vero che la raccolta differenziata è il sistema che in maniera straordinaria da diversi anni, in particolare l'ufficio coordinato dalla dottoressa Gori del nostro Ateneo, sta affrontando in maniera splendida. Però un lavoro culturale, la sostenibilità non è solo ambiente, economia, cultura, società e tutte queste cose, un lavoro culturale generale che dovremmo applicare a livello di Ateneo è di ridurre i rifiuti, non aumentare il riciclaggio. Cioè, adesso sto dicendo delle ovvietà, però capite che salto fantastico. Perché? Ma guarda che lo dimostrano anche le misurazioni che stiamo facendo attorno all'Agenda 2030, alla sostenibilità. Cioè, il comune riciclone, per usare un termine che viene usato in un premio annuale, in una classifica annuale che fa Legambiente, per fare nome, cognomi e fonti ufficiali, quindi è bene dirle, è chiaro che uno viene sottolineato quanta raccolta differenziata fa, l'80, l'85, il 90, il 95. Se però questa si abbina a un quantitativo pro capite di rifiuti crescente, si chiama una lotta contro il vento, come dire, è andare contro vento, cioè è un controsenso. Quello che bisognerebbe fare è spostare l'attenzione sulla riduzione dei rifiuti. Il progetto europeo di economia circolare significa un'Europa a zero rifiuti, è un'utopia, ma è quella la tendenza. Ok? Allora questo è un lavoro che dovremmo fare.
ma ciò non toglie che nel breve almeno bisognerebbe culturalmente far capire alle persone come differenziare adeguatamente, perché se poi io, come faccio ogni tanto per deformazione, sia ai Tomardini dove lavoro, sia ai Rizzi dove anche insegno, do una sbirciatina ai bidoni della raccolta differenziata, mi vengono i sudori freddi per quello che vedo dentro rispetto a quello che c'è scritto fuori, ok? Lì allora c'è un qualcosa di comportamentale che va affrontato. Lo stesso, l'esempio dell'energia è molto importante, sulle energie rinnovabili si sta cercando di lavorare. Sicuramente abbiamo un'occasione molto importante, faccio un appello anche agli studenti in questo momento. In questo momento il nostro Ateneo sta disegnando, sta scrivendo il nuovo piano strategico di Ateneo. So che come studenti state anche dando, ho parlato stamattina con il Rettore, delle indicazioni importanti. Ecco, quelli sono i momenti progettuali strategici di futuro. Si chiamano, come si chiamano gli incontri? Come avete chiamato il ciclo? Però non è una parola futuro dentro. Sì, il futuro è sostenibile. Allora rendiamo il futuro dell'Università di Udine sempre più sostenibile. L'energia è un tema molto importante. A questo proposito abbiamo anche una rappresentante nel gruppo Energia, che è la professoressa Patrizia Simeoni, con cui appunto vorremmo fare delle interessanti iniziative. Quella del riscaldamento che citava Jacopo prima è un esempio molto interessante. Io ricordo benissimo, e qui chiudo, se volete poi si potrebbe parlare ancora, ma sull'energia è molto importante anche lì consumarne di meno, cercare di trovare una riduzione dell'utilizzo dell'energia. Poi è certo quella che la usiamo, cerchiamo di farla con fonti rinnovabili il più possibile, ma l'efficienza energetica è la prima risorsa su cui dobbiamo puntare. Allora, dicevo l'esempio che facevo proprio in un corso anni fa ai Rizzi, mi ricordo benissimo, lezione a febbraio, freddo fuori, caldo dentro, riscaldamento a palla, come dite voi, finestre aperte a febbraio, fare lezione di economia dell'ambiente, in un'aula dove gli studenti erano costretti ad aprire le finestre, perché il riscaldamento... No. Dobbiamo superare queste contraddizioni, perché poi per me diventa un problema. Insegno una cosa che non pratico come università, no? Non va fatto bene. Diamoci una mano, il vostro ruolo è fondamentale, ragazze e ragazzi, per questo tipo di lavoro. Noi non bastiamo, una pressione culturale importante, seria, assieme a voi, è il risultato maggiore che stiamo raggiungendo. Tra l'altro, aspettate, sì, ok. Fra l'altro, se non erro, proprio la Commissione Sostenibilità parlava anche di questioni legate un pochino alla propaganda, se vogliamo, quindi magari in qualche modo lavorare su cartellonistica che fosse anche digitale, no? Per in qualche modo andare a parlare direttamente con gli studenti, no? E un'altra cosa che ovviamente mi tocca, no? come giurista, ecco, magari lo si dà per scontato, però effettivamente anche quando l'università mette opera ai propri immobili, no? In qualche modo, e quindi quando va a costruire, adesso abbiamo i Rizzi che sono veramente un cantiere a cielo aperto, e ecco, anche lì quando si va a scrivere un bando ci sono magari, lei professore sicuramente ne sa parlare meglio di me, ci sono dei criteri dei criteri che devono essere in qualche modo riconducibili al concetto di sostenibilità, che devono andare ad essere osservati. Magari, ecco, se eventualmente professore ci vuol parlare di questo in 2 parole. Ne approfitto però prima per fare una domanda anche a Jacopo. Effettivamente, no, una persona potrebbe anche chiedersi, uno studente, una studentessa potrebbe anche chiedersi, c'è effettivamente qualcosa, oltre vabbè, a entrare nella commissione sostenibilità, ma c'è un qualcosa in cui potrei essere anch'io protagonista del cambiamento, no? E in questo momento io penso veramente mai come quest'anno c'è stata l'iniziativa di creare appunto questi corsi intradipartimentali, si chiamano così, corretto? Dei corsi con il focus sulla sostenibilità che tiene lei, il professore, che probabilmente sono seguiti anche da alcune persone che ci stanno seguendo in questo momento, e ce n'è anche un altro in realtà che si occupa di altre cose. Ecco, io vorrei chiedere a Jacopo,
visto che il professore ha parlato anche di questa Agenda 2030, in qualche modo, si riesce a coniugare la questione sostenibilità con altre questioni? La Commissione è infatti anche in questo momento vicina ad un'associazione studentesca, in particolare in realtà ne collabora con più associazioni studentesche, ma ad esempio l'associazione studentesca Iris è un'associazione che si occupa di altre tematiche, e i corsi di cui parlavo prima, quindi sono 2 corsi interateneo, si occupano di più tematiche. Ecco, Jacopo, ti chiedo un attimo un focus su questo aspetto, cioè questioni di cui ha parlato anche il professore, che sono sì sostenibili, ma forse in un modo diverso, o comunque in un modo che noi non, forse noi no, ma che di solito, ecco, non si è abituati a vedere. Quindi ti lascio la parola, se ti è chiara la domanda, che mi rendo conto di essere stata forse confusa. Proviamo a rispondere sperando di non fare danni. E chiaramente, come citavi prima, siamo vicini all'associazione Iris, che si occupa appunto di parità di genere, quindi è una tematica che sembra che in realtà non c'entri con la sostenibilità, però in realtà è la tematica sociale per eccellenza, e quindi in realtà la cosa più importante è riuscire a comprendere il tema e non solo limitarsi magari a seguire qualche incontro, ma appunto approfondendo con i corsi interdisciplinari di cui si parlava prima. E quindi non saprei bene come rispondere in realtà ulteriormente. Mi cogli impreparato. No, figurati, Ma poi il mi voto lo rendo conto che era una... devo dare io il voto, no? Mi avete chiamato qui anche perché alla fine dico, bene, allora vi propongo, non vedo l'ora, non vedo l'ora. No, ma nel senso, la domanda voleva essere, cioè, ci sono tanti aspetti, no, che riguardano la sostenibilità. Come dicevi, appunto, c'è anche un coinvolgimento di questa associazione. Effettivamente, quali potrebbero essere le tematiche, se te ne viene in mente qualcuna, se state lavorando a qualcuna, magari no. Quindi, cioè, in che modo ci può essere dinamismo sotto questo aspetto? Cioè, in che modo si può interagire con tematiche che magari non ci sembrano direttamente connesse, però appunto l'Agenda 2030 è un'agenda veramente ampia, cioè a 360 gradi, quindi si riesce a lavorare davvero su più aspetti. E poi anche lei, professore, eventualmente se ci vuole parlare sia del suo corso, sia del corso che, se non erro, è tenuto dalla professoressa Filì, fra l'altro mia docente, che io in qualche modo vedo anche connessi, cioè. Quindi prego, Jacopo, non so se tu avevi finito, ma in caso passo la parola direttamente al professore. Passa pure la parola al professore. Ma sapevo io che se la cavava così, mamma mia. Allora, sentite, io naturalmente con cosa rispondo? Con una slide, ma figurarsi se non... Allora, no, Ambra, però lei mi ha fatto anche un'altra domanda prima, quella sui... È vero, la volevo mettere Allora, in quale difficoltà. allora, facciamo una risposta rapidissima all'altra domanda, Certo. così veloce. È vero, questo è un aspetto molto importante. Allora, non so se le avete inventati voi giuristi i termini, le sigle, perché quando sono impronunciabili, secondo me sono sigle che inventate voi, no? Perché figurati, Assolutamente colpevole. quelle robe lì che non si riesce a fare, che sembrano codici fiscali di chissà chi. Allora, ci sono, no, a parte i CAM, sono i criteri ambientali minimi, però sono ambientali. Quelli sono quindi dei criteri che quando si fanno un appalto, quando si fanno degli acquisti, soprattutto ovviamente come enti pubblici, noi siamo tali, tu puoi imporre per dire io non compro prodotti e servizi che non abbiano come minimo queste caratteristiche dal punto di vista della tutela dell'ambiente, dei materiali usati, dell'impatto, eccetera, eccetera. Ma poi c'è una prospettiva che si chiama acquisti verdi, dove in un certo senso tu puoi andare al di là ancora di più dei campi, cioè metterci del tuo, e discendono anche da indicazioni normative europee e nazionali, cioè tu puoi scegliere, e l'Università di Udine fa molti acquisti in questo modo. Io invito, quando avrete la possibilità di farlo, per esempio a vedere la carta che viene usata nelle nostre stampanti e fotocopiatrici. È una carta che ha tutta una serie di certificazioni dal punto di vista ambientale, ok? Ma perché? Perché gli acquisti che vengono fatti, assieme a molte altre cose, dicono io non compro da te se tu non mi garantisci che il prodotto che mi dai o la struttura che mi realizzi, perché la si può fare anche per le costruzioni, non abbia i materiali che usi per farmi la nuova sede di questa cosa, la ristrutturazione di quest'altra, deve avere certe caratteristiche.
Questa era la risposta, quindi sì, abbiamo gli strumenti e li stiamo usando, ma potremmo usarli ancora di più. Questa è la cosa interessante. L'altra domanda, quella su cui Jacopo ha dato una sua risposta sull'ampiezza delle attività e delle iniziative, e avete citato anche l'associazione Iris, ma credo che mi permetta, e lo faccio con piacere, di segnalarvi appunto, Ambra credo stesse parlando di queste, no? Le attività formative trasversali all'interno di un contenitore che c'era già, un UDXL, che sono le due tematiche lanciate a ottobre, settembre, diciamo ottobre dell'anno scorso, quindi anno accademico 2020-2021, che sono il corso sulle pari opportunità e l'inclusione, quello che Ambra diceva essere coordinato dalla delegata a questi temi del rettore, che è la professoressa Valeria Filì, che ha proprio avuto, perché si è svolto online, con delle lezioni, dell'esame, vale 3 crediti formativi universitari, proprio per affrontare, vedete, i temi che sono all'interno della sostenibilità. Uno degli obiettivi, il 5 dell'Agenda 2030, non so se si vede la freccina sotto che sto agitando per farvi portare l'attenzione, è proprio riguardante le tematiche di genere, l'inclusione, le pari opportunità. Questo corso adesso probabilmente verrà riproposto, quindi vi prego di porre attenzione. So che ha avuto un enorme successo, oltre 1 migliaio di persone che lo hanno seguito benissimo, sono molto molto contento. In contemporanea, ma questo ha un'altra modalità ed è tuttora aperto, c'è il corso di base, coordinato da me, ma soprattutto, anzi la responsabile più correttamente è la professoressa Renata Codiglia, sempre del gruppo di lavoro Uniud Sostenibile, lato educazione. Abbiamo costruito assieme a molte colleghe e colleghi dell'Università di Udine un corso di base sullo sviluppo sostenibile. È online, è on demand, nel senso che ci sono dei video che uno quando si iscrive, deve iscriversi prima andando al link che trovate anche nella pagina Uniud Sostenibile, vi iscrivete, accedete al team su Teams dedicato al corso, vedete le cose, fate il test e questo a seconda delle modalità vale un credito. Questo è molto importante perché oggi abbiamo fatto un bellissimo lavoro, ma se qualcuno volesse irrobustirlo ancora in più, anche se non fa economia, non fa agraria, non fa giurisprudenza, ma studia scienze di informazione, medicina, lettere, benissimo, questo corso è per tutte e per tutti. Fatelo, facciamolo. Ad oggi hanno aderito più di 500 studenti e studentesse, anche di questo siamo contentissimo, è aperto anche al personale tecnico amministrativo e stiamo progettando di aprirlo all'esterno. Utilizzate questi strumenti e dateci una mano a migliorarli, soprattutto, ancor più forse, perché questo è un primo tentativo, sicuramente migliorabile. Ma professore, le chiedo, ci si può ancora iscrivere a questi corsi oppure le iscrizioni sono chiuse? Okay. No, il corso che citavo adesso, quello sull'inclusione sì, perché era collocato nell'autunno, era in diretta, cioè le lezioni andavano frequentate, eccetera, eccetera, però verrà fatta una nuova edizione. Invece quello sulla sostenibilità, se voi andate appunto sul Uniud homepage sostenibile, subito trovate nella griglia di rettangolini grigi, l'ultimo c'è il corso. A quel link vi fa entrare nell'area dove ci sono le spiegazioni e la possibilità per iscriversi. Vi iscrivete, a noi arriva l'iscrizione, vi aggiungiamo al team e a quel punto siete dentro. Fino al 31 maggio ci si può iscrivere. E il corso va avanti fino al 31 luglio. Perfetto, va bene, beh, alla peggio le scriveremo delle mail se non abbiamo capito, ma tanto è registrato possiamo riascoltarlo. Niente, allora io vorrei parlare come ultima domanda sempre di questioni accademiche, però legate appunto alla questione sostenibilità. È qualcosa di nuovo, è qualcosa di fortemente voluto dalla Commissione Sostenibilità e anche dall'Ateneo, sicuramente nella veste del professore Marangon. Volevo chiedervi, per quanto riguarda tirocini, tesi di laurea, ecco, si può fare un discorso legato alla sostenibilità? C'è lo spazio? Magari ci sono degli studenti o delle studentesse che in questo momento stanno pensando alla conclusione, beati loro, del loro percorso accademico e che magari vorrebbero approfondire questo argomento. Quindi quali sono le opportunità? Esistono eventualmente delle borse? C'è qualcuno disposto ad aiutare in tal senso? Magari dei docenti? Dipende dal dipartimento? Dipende dal corso? Oppure prescinde
da questo. Quindi niente, vi lascio la parola, lascio iniziare Jacopo che ha avuto il tempo di, di pensare, di ascoltare, e dopodiché lascio a lei, al professore, la parola. Ed infine chiedo a chi ci sta ascoltando di preparare eventualmente delle domande, che lascerei spazio a questo. Quindi niente, prego Jacopo se vuoi parlarci di questo argomento. Questa volta mi cogli preparato, quindi mi fa piacere. Sì, allora, per quanto riguarda i tirocini, noi in realtà stavamo già pensando nel momento in cui è stata appunto stata istituita questa commissione, di capire se c'era possibilità di collaborare. Negli scorsi mesi con il professor Marangon siamo giunti alla conclusione che effettivamente c'è questa possibilità, e anzi è una cosa che andrebbe incentivata e che stiamo cercando di incentivare. Nei prossimi mesi, penso a partire da aprile, partiranno già dei tirocini formativi, in questo caso curricolari, in cui si potrà parlare e si potrà approfondire il tema della sostenibilità con azioni pratiche, quindi andando, diciamo, a svolgere un ruolo di comprensione di cosa c'è già nell'università, quindi andare ad approfondire alcuni temi specifici anche per preparare e rendere disponibili dei dati al fine di poter comprendere al meglio la situazione e capire quali sono gli ambiti in cui poter andare, in cui bisogna lavorare per migliorare l'università sotto questo punto di vista. Quindi c'è questa possibilità, anzi è fortemente incoraggiata, perché effettivamente non è così semplice come sembra affrontare il tema della sostenibilità, perché ci sono moltissimi fattori da tenere in considerazione, e quindi la risposta è affermativa, anzi molto, molto volentieri. Adesso comunque magari sarà un primo periodo in cui si proverà a vedere effettivamente quali saranno gli sbocchi, però gli obiettivi, diciamo, per il momento sono molto chiari, e questa occasione è disponibile, anzi la incentiviamo, stiamo cercando di incentivarla. E lascerei la parola al professore, così magari può concludere il discorso. Grazie mille Jacopo. Certo, con piacere. Infatti, come diceva Jacopo, stiamo partendo, Jacopo, spero fra l'altro anche un po' prima, quindi spero già a marzo, e ringrazio perché la Commissione, ancora una volta, Sostenibilità del Consiglio degli Studenti, perché da lì che è nata la prima proposta a fine 2020, che ha fatto anche lì partire finalmente una cosa che speravamo, cioè un tirocini interni, e quindi i progetti formativi sono interni all'università. In questo caso sto parlando di tirocini curricolari, di corsi di laurea che al terzo anno prevedono dei crediti per fare il tirocinio, e ce ne sono diversi. In questo caso siamo all'interno del corso di laurea di Jacopo, più o meno sono tutti dentro, quindi Scienze per l'ambiente e per la natura, e in accordo col consiglio di corso partiranno dei 4 tirocini legati a varie tematiche. Quindi questi sono curricolari, il più delle volte saranno forse anche abbinati alle tesi poi sul tema, e lavoreranno all'interno dell'università sul cibo, il ciclo degli incontri che partiranno la prossima settimana con l'11 marzo, ma anche sulla rendicontazione, e poi anche ci sarà un lavoro attorno all'utilizzo degli spazi, a proposito di spazi esterni in questo caso, il verde pensato come laboratorio di sostenibilità. Poi c'è un tirocinio che sta lavorando già da un paio di mesi, in abbinamento al corso di base sullo sviluppo sostenibile di cui parlavo poco fa. Quello invece è un post laurea, con anche qualche risorsa di rimborso spese, diciamo così, però ecco, quello ovviamente in questo momento è stato un una tantum che siamo riusciti ad ottenere per fare anche questo lavoro, ed è legato alla comunicazione sui social, a realizzare anche il video di oggi, e sarà un elemento che ci permetterà di lavorare. Ricordo a proposito che, come diceva Ambra all'inizio, i video saranno disponibili nell'area di Play Uniud, quindi su YouTube, e sappiate che c'è un'area sostenibile, anche lì c'è un'area sostenibile dove raccogliamo in particolare i video sul tema. Quindi sì, anch'io mi associo all'appello di Jacopo, lavoriamo in questo modo, nelle varie modalità. Ci possono essere tirocini legati a specifiche tesi di laurea, tirocini curricolari, tirocini post laurea, coinvolgiamo il mondo esterno. Questo è un modo bellissimo per lavorare assieme, per fare un'esperienza concreta e per dare proprio anche degli aiuti realizzabili alla nostra grande prospettiva di un UniUd sempre più sostenibile. Grazie infinite professore, penso che questo insomma sia un tema molto caro, perché anche prima parlavo del come possiamo fare qualcosa, come possiamo interagire come studenti in qualche modo. Io penso che queste siano sicuramente due
opportunità da non perdere. Allora, in questo momento io non ho visto delle domande, quindi mentre il professore in questo caso pensa ad eventualmente domande che non gli ho fatto e che si era preparato, e chiedo lo stesso a Jacopo, di cui magari volete parlare e che non abbiamo approfondito e pensate che sia il caso di approfondire in questo momento, chiedo a Jacopo di descriverci quali saranno, molto brevemente, i prossimi incontri, quali saranno sostanzialmente i focus e un pochino, ecco, come si sarà disciplinata, come si interverrà, ecco, nei prossimi giovedì dalle prossime settimane, ecco. Sì, allora, appunto come abbiamo scritto anche nella locandina, i primi incontri sono tutti finalizzati con il tema cibo, quindi si partirà con la prossima settimana in cui si andrà a trattare il tema del cibo in termini generali, anche dando un'idea di quello che è già stato fatto, di cosa c'è da fare e di cosa ancora manca. Si proseguirà poi con un incontro legato all'agricoltura sostenibile, quindi per capire appunto effettivamente come viene prodotto il cibo, e si proseguirà poi con l'allevamento sostenibile, andando poi più avanti a toccare il tema dell'importanza degli insetti impollinatori e infine andando alla fine ciclo sostanzialmente, quindi a quali sono gli sprechi alimentari, cosa si può fare per ridurli, e infine faremo una trattazione diciamo più tra virgolette teorica dell'LCA, che sarebbe sostanzialmente l'analisi dell'intero ciclo del prodotto, quindi dal momento in cui da cui nasce, diciamo, al momento in cui diventa non più utilizzabile per l'uomo, e quindi andando ad affrontare tutto il tema con un approccio from farm to fork, quindi partendo dalla produzione del prodotto fino alla sua fine. Poi ci saranno degli altri incontri legati con gli altri gruppi di lavoro che però per il momento non sono ancora stati definiti nel dettaglio, in quanto partiranno da fine aprile, quindi c'è ancora qualche giorno per definire nel dettaglio i vari incontri. Grazie mille, sei stato chiarissimo. Poi ovviamente potete scrivere sia al professore, sia a Jacopo, sia al consiglio di studenti, vi daremo tutte le informazioni del caso. Lascio quindi la parola a lei, professore. Se c'è una mano alzata, Ambra, c'è una mano alzata. Ah, ok, non riesco a vederla, chiedo scusa, quindi... Emanuele. Ok, prego Emanuele. Buonasera signor Marangon, buonasera a tutti gli ospiti. Sono contento di essere qui a partecipare insieme a voi perché è una cosa molto importante, ma mi è anche molto a cuore. Ora, riguardo la questione della comunicazione dei media, io penso che sia un aspetto fondamentale, perché guardando incontri di Marco Travaglio, dove lui racconta di come la stampa, i grandi giornali che sono finanziati dai partiti, dalle banche, da gruppi imprenditoriali, mostra come il loro ruolo nella disinformazione nel nostro paese sia molto importante. Difatti, non hanno comunicato il risultato della trattativa Stato-mafia, il processo che c'è stato alla Corte d'Appello di Palermo. Senza sapere quella cosa, molti italiani non sanno che è avvenuta questa trattativa, non sanno che lo Stato ha trattato con la mafia. Allo stesso modo, possiamo quindi dire che è importante anche nella anche la questione ambientale, i media, i giornali, le riviste, i siti internet. Come ha detto lei, signor Marangano, mi scusi, ho detto giusto, sì. Se non conosciamo che cosa c'è che non va nella nostra università e non sappiamo quali programmi la nostra università prosegue, porta avanti, non abbiamo coscienza di che cosa l'università sta effettivamente facendo, non abbiamo nessuna informazione, non abbiamo la sensazione di è una buona università, si sta impegnando, sta andando avanti. Da quello che ho sentito stasera pare di sì. Ma forse non tanti lo sanno, non lo so. Vorrei chiedere se magari Jacopo può dirmi qualcosa a riguardo, come la vede lui sull'informazione nella nostra università, come pensa che gli studenti siano informati e quanto siano informati, e magari un pensiero anche da lei, signor Marangano, se vuole. Molto gentile. Ok, allora comincerei io a Grazie per la rispondere. domanda. Perfetto, comincerei a rispondere. Allora, per quanto riguarda il tema comunicazione, un tema su cui siamo sempre stati carenti
secondo me, proprio come università. Proprio per questo anche questa mattina abbiamo avuto un incontro per cercare di coordinare meglio il lavoro di sensibilizzazione. Comunque nell'ultimo anno è stato fatto un grande lavoro, perché nel sito dell'università, oltre alla sezione che citava il professor Marangon, anche nella nostra sezione della Commissione Sostenibilità stiamo cercando di portare avanti quelle che sono delle indicazioni di quello che stiamo facendo, di quello che è già stato fatto. Quindi probabilmente manca diciamo più il passaggio dalla notizia sul sito ad arrivare agli studenti, però questo è un passaggio ancora complicato. Noi ultimamente ci stiamo attivando molto con i canali social, è stato anche creato un canale Telegram dedicato alla Commissione Sostenibilità, con cui stiamo cercando di portare avanti tutte le indicazioni che provengono dall'università per quanto riguarda i temi della sostenibilità. Chiaramente non sempre le informazioni sono facilmente accessibili, questo ce ne rendiamo effettivamente conto, però stiamo lavorando per cercare di migliorare questo aspetto, perché senza l'informazione non si può neanche portare un cambiamento, perché il problema principale è che ci sono tante idee ma non si riescono a coordinare, e questo è anche un po' il motivo per cui è nata questa commissione, per cercare di raccogliere tutte le idee che ci sono e di trasformarle in un progetto che sia effettivamente e che sia svolto all'interno dell'università, per poter portare a un miglioramento di quest'ultima. Grazie Jacopo. Beh, posso Professore, aggiungere sì, prego. poche battute, perché non posso che condividere pienamente quanto è stato sia richiesto da Emanuele Gazza sia nella risposta di Jacopo Simonella. Il nostro tema è che noi alcuni aspetti li abbiamo affrontati, abbiamo aperto un'area, come dicevo, del sito, mandiamo su QNews. Se voi andate su Notizie Sostenibili nel sito dell'università, troverete che sono centinaia e centinaia le informazioni che su QNews escono su questi temi, perché ne facciamo da anni di informazioni su questo. Facciamo eventi come questo, ma ce ne sono altri. L'altro ieri c'è stato un webinar dedicato alla bioeconomia, sostenibilità all'interno di corsi, eccetera. Abbiamo adesso, con alcuni tirocinanti, sia dell'area di comunicazione, sia quella che citavo per il corso di sviluppo sostenibile, stiamo cercando di ampliare anche e di potenziare l'area, come citava Jacopo, dei social, che probabilmente è quella che è più familiare. Io stesso moltissime cose le seguo, le scopro. Per esempio, io uso Facebook, sono vecchietto, quindi uso Facebook, sapete quelle robe che ormai noi che pensiamo di essere giovanili usando Facebook, lo so che voi ci considerate vecchissimi, lo so, però per me funziona benissimo. Stiamo potenziando Instagram, stiamo potenziando Twitter, però ci vuole un lavoro di progettazione sistematico, chiaro, eccetera. Ci stiamo lavorando, però sappiamo che è una lotta anche qui impari, perché noi andiamo in mezzo a un enorme mare di informazioni, di fake news, di disinformazione, condivido, di nascondimento delle informazioni importanti, con cui è veramente difficile. Dobbiamo aiutarci vicendevolmente. I ricettori interessati devono fare un piccolo sforzo di andare a cercare, lo possiamo fare. Usiamo degli hashtag, io uso l'hashtag per esempio Uniud sostenibile, in tutte le cose che metto cerco di usare questo. Usiamo queste cose qua per aiutarci vicendevolmente a comunicare al nostro interno, è il primo risultato fondamentale, e poi anche per uscire all'esterno in maniera adeguata. Lì poi i media sono un mondo molto complicato e difficile, certe volte ce la facciamo, certe volte no, però andiamo avanti convinti, tutti assieme. Ecco, io penso, se posso introdurmi, che sia sicuramente un discorso molto complicato. L'ho vissuto letteralmente sulla mia pelle anche come rappresentante, perché, come dicevo prima, molto spesso è quasi più facile fare che comunicarlo, ma perché viviamo in un mondo in cui siamo bombardati di informazioni, in particolare in quest'anno accademico in cui è tutto online e in cui tutti i giorni riceviamo mail, vediamo, non lo so, post, storie sui vari gruppi universitari, direttamente anche dalla pagina dell'università. E quindi ogni tanto è difficile. Cioè, io oggi non so come voi effettivamente siate venuti a conoscenza di questo
incontro l'abbiamo pubblicizzato sia attraverso le mail istituzionali sia attraverso Instagram e Facebook. Ogni tanto è difficile riuscire ad arrivare a tutti, per quanto si utilizzino magari canali istituzionali, perché insomma siamo studenti, lo sappiamo benissimo tutti che magari ogni tanto siamo invasi da mail e non sempre magari diamo a tutte la dovuta attenzione, no? Quindi è un discorso su cui stiamo lavorando tantissimo, io credo, ma veramente mai così tanto. Anche essere qua stasera è secondo me una cosa bellissima, perché fa parte della comunicazione. Sicuramente dovremmo lavorarci di più e io in questo veramente chiedo a tutte le persone che ci stanno ascoltando di aiutarci, perché molto spesso magari non riusciamo a vedere alcune cose che magari persone esterne vedono, e quindi avendo magari, non lo so, un feedback dall'altra parte, riusciamo anche noi a capire meglio dove andare a migliorare, ecco. E quindi niente, non so, professore, io l'avevo lasciata in sospeso con una domanda, non so se vuole rispondere, se no chiudiamo. Quale? Mi sono perso, pensavo di aver risposto, quella dei cambi dei GPT o degli acquisti? No, le ho lasciato in sospeso la domanda in cui le chiedevo, ma eventualmente anche a Jacopo, se c'era qualche altro tema che io non vi ho chiesto e di cui vorreste parlare. Ah, sì, è vero. Accidenti. No, è l'ora, guardate che l'ora è... Non ho l'orologio, ma Infatti. Scusatemi. No, Jacopo, c'è qualcosa? Se no io ho una slide. Giuro, però è velocissima. Posso? Dai, Certo. dai. Tanto sono belle a colori, quindi sono carine, dai. Allora, guardate di che cosa volevo parlarvi. Quello di cui noi stiamo parlando è sicuramente un qualcosa che ha a che fare, ci stiamo guardando dentro, cioè l'Università di Udine al suo interno, ma facendo questo non dimentichiamoci che dobbiamo nello stesso momento, siamo cittadini e cittadine di questo mondo, di questo paese, mondo Agenda 2030, gli obiettivi dello sviluppo sostenibile del 2015, di questo paese che in questo momento, vi dicevo in questi giorni, sta ridefinendo la sua strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile. Ieri pomeriggio c'era la sessione dedicata ai giovani, vogliono ascoltare le vostre voci, ma anche a livello regionale stiamo facendo questo. E io collaboro come supporto tecnico-scientifico con la regione, la strategia regionale per lo sviluppo sostenibile. C'è spazio per tutti noi per dire la nostra, come università, come cittadini e cittadine, come studenti, come docenti, tutto quello che vogliamo alla regione anche. Per non parlare dei livelli locali, facciamo un lavoro in comunità come la comunità collinare del Friuli o il Carso triestino, perché questa circolarità, assieme anche alla RUS, è quello che noi vediamo come elemento possibile. Quindi stiamo attenti che noi stiamo toccando argomenti adesso di rilevanza strategica, fondamentale in questo momento storico di resilienza, di transizione che non ci porti a tornare indietro, come certi segnali, vedi, le emissioni atmosferiche sembrano darci. Dobbiamo andare avanti. Questa è un'opportunità che abbiamo tutti assieme. Beh, una super slide velocissima, come aveva detto, è super colorata e super chiara. Niente, allora, se non ci sono altre domande, io ringrazio veramente di cuore i nostri ospiti, quindi Jacopo e il professore. Nelle vostre vesti ringrazio di cuore la Commissione Sostenibilità, che avremo modo anche di conoscere i vari coordinatori del gruppo nei prossimi incontri e non vedo l'ora. E ringrazio ovviamente lei, professore, e l'università, perché in questo lei sta rappresentando tutta l'università e siamo veramente felicissimi di star riuscendo in qualche modo a costruire questo grandissimo lavoro assieme, che insomma porta qualcosa a tutti noi. E inoltre ringrazio ovviamente tutte le persone che ci hanno ascoltato fino a questo momento. Vi chiedo, proprio per quanto riguarda la comunicazione, eventualmente di seguirci nelle varie pagine social. Abbiamo un gruppo come Consiglio degli Studenti sia su Facebook sia su Instagram. Ovviamente UniUd è presente sulle piattaforme. Abbiamo UniUd Sostenibile, che è una pagina che è appena stata fondata, se non erro, dall'università, e che continua a pubblicare tutto ciò che c'entra, diciamo, con questo tema. E ovviamente c'è anche il professore, anche lei su Instagram, quindi eventualmente possiamo anche seguire lei. E niente, grazie veramente tantissimo, non vedo l'ora di continuare con questi cicli. Se non avete nient'altro da dire, possiamo... Tocca a Jacopo.
Beh, potrei chiudere con il nostro motto della commissione, ovvero sii parte del cambiamento, collabora con la Commissione Sostenibilità. Fantastico, fra l'altro Jacopo sembra molto timido, ma in realtà lavora tantissimo, mi scrive tutti i giorni, a tutte le ore. Lo posso confermare. Sembra timido, ma non è così. Niente, grazie infinite. Arrivederci. Arrivederci.